Eccolo qua, arrivò. O vedi che rilassato. Ha rilassato come io, sempre Minchia, se così. mangiò 25 arancini. Cioè, poi dice che non mangia. È secco, non mangia, è deperito, è anemico. Minchia, poi, tu sei un bar, 25 arancini. Minchia, ce ne vuole. Proprio, cioè, 15 alla canna. E non so al burro E quante. te c'ho buso, a così. Minchia, 15 alla canna e l'autoburro. Dice, ma vuoi qualcosa per digerire? La mensa birra, ci dissi io. Ci lo vede latte, dice. Bah, Un latte mi io serve. dico che tu, Il latte mi serve per digerire, diciamo. Che è come se la besciamella hanno un ragù. Tu ci metti la besciamella hanno un ragù. Se sei sei sbucciato, non ti so dire. sei sbucciato come te, poi. Ecco. Gli 25 arancini. Gli poi andiamo a fare canna che è bonella. Minchia, quanto ne pigliamo, ci dico. Tare, quanto ne pigliamo, Roberto? Dice, minchia, 50 kg di salsiccia. Come 50 kg? Siamo 7. No, perché ne vengono solo 5, quindi 10 kg. A tu che non salo uno, ogni 10 10-15 kg minuti. l'uno, vicino. 10 kg quanto? Io si disse, aspetta, pigliamo. Anticchiare di spezzicurietto, di Che palancine. che ha a fare con la razzina? Ah, eri affamato, ho capito. Non aveva mangiato, era deperito, solite discusse. Però ti dico una cosa, così non va bene, eh. Non va bene, Perché perché? se te tenno un po' di pancetta. Ya, pancetta. Io dico che tu Ma chissà che ha? Perché io t'avessi 80 anni, ora. 80 anni e ancora tutti questi problemi non poi ti pigli un brodino e fare i risediati. un brodino c'è, un brodino dopo a fine cena se ci vuole. Poi ti cassato fuino, minchia siamo in due, ti cassato fuino. Se c'è cassato in male, perché ti cassato fuino? Esagerato. Ma tu la pigli due, cioè, diciamo, È fissato con l'arancino, io dico. te ne mangi una, dici, a cassato fuori, la pigli una, te la mangi e te ne metti un ilato. Tese. Poi giustamente facendo poi provine, travagliando e cose, te viene la fame. Allora che cosa fai? Pigli una fetta e te la mangi. Tese, Fai, così. finisci il film e te la mangi pure. Poi viene, ti grappa un Cioè- petito, capisci? Chi sono questo è? Ti grappa un petito e chi, allora piano piano ci vuole qualche Ti sei da Oscar. La pane pieno che dice. Cioè io dico, ok, va bene che una si deve nutrire. Però, cioè, tutte queste cose, poi tutte queste fritture. Se lo ti si frettore pechino, E poi si afferna, lo vedi? Poi spiglia e si afferna. Cioè io ci dico cose per il suo bene. Perché, per il mio bene, per il mio bene. sì, Tu stai sguidando come se fosse vero. Ito fa finta che l'altro mangiano. Poi piglia Ito, piglia se per te sopra e comincia a prendere montagna. tu avessi a fare così. Dovresti fare 2 o 3 giorni di digiuno. E poi incominciare con il prodino, ti mangi un po' di insalatina, chissà, cioè poi ti fai una fettina di carne, poi ti usi olio cuore, stesse cose a fare. Olio cuore sì, c'è olio cuore ci sta pure bene, però mensa carne, mensa spinina, mensa salsiccia. Certo ci vuole a cosa per figlie, l'olio cuore c'è un altro. Sai, vabbè. Certo, tu non sai. Quindi prima del filmetto la sfida, cioè praticamente c'è avuto, è andato a mangiare, cioè si mangiò una teglia e spincione. Poi ha cominciato, voglio il dolce, e ci fece il tiramisù. Poi dice, ma che fa? Mangiamo qualcosa per il pomeriggio? Guarda, arancine. E stiamo una cascia di arancine. A casa non ci dico. Cioè non lo capisco, per Sì. fare un film ogni volta ogni per un trattenimento con un matrimonio. Proprio così. Cioè poi dico io, alterna, una volta fa un cichiso, un'altra fa un cichiso, no, ripetitivo. Cioè io se fosse la rosicceria, arancine, A me, ma ho capito che ti piacciono. a me un discorso questo, arancina è diciamo è come se fosse un piatto completo. Io tu mangi e ti appetisce, ti entra il stomaco e va bene così. C'è il riso, il capuliato, ci sono tante cose dentro l'arancina. Quindi io però fa finta che non te Poi, mangi. aspetta, poi ti pigli un reflusso gastrico, cominci a ruttare. E non diciamo poi, dice, lasciamo perdere il resto, che c'è una puzza ogni volta, ma anche quando andiamo a fare le prove della sala incisione, c'è una stanza proprio pare la camera a gas, pare. Cioè non si può Sì, la trarre. camera a gas. Parlami di te allora. A discorsi per la camera a gas. Camera a gas io. C'era un periodo che chiamavano Souffle Martier in francese, alito assassino. Infatti c'erano le attrici che diciamo che ci venivano di svenimento. Ogni volta loro
si alternavano artici più le congiofigure, per chi ci veniva come tardi.